Buonasera dal Palasele, giornata numero 29 in Serie A, quinto, si entra nella fase cruciale della regular season, torna quindi al Palasele la Feldi Eboli che ospita il Global Work Capurso, tutte in contemporanea. Inizia a delinearsi il quadro generale della massima serie. Parte quindi Feldi Eboli Global Work Capurso con il primo possesso della Feldi, cerca il movimento di Echevarria, ancora Ghi che se la porta sul mancino, Micoli, gran parata di Micoli sul sinistro di Ghi, il numero 3 alza la testa, cerca Caponigro con lo sguardo, poi si mette in proprio, serve Mateus, il gol della Feldi Eboli con Mateus che fa 1-0, si rompe il ghiaccio al Palasele al minuto 4 con il gol numero 7 in campionato per Mateus, che sfrutta l'assist di Dalcin e trova il gol dell'avvantaggio. Rivediamo con la palla che colpisce il palo e si insacca. Caponigro anticipa Perri, ma poi perde il rimpallo e Perri fa subito correre la massa, un po' di spazio, palla sul secondo palo e il gol da parte di Dario Giannattasio che fa subito 1-1, splendida transizione del Global Work Capurso e Giannattasio sale a 5 in campionato, l'assist di Lamas, bravo Giannattasio sotto porta, non sbagliare e a battere Dalcin. È durato un minuto il vantaggio della Feldi. Ancora col destro Murato, riparte ancora Lamas, ha un po' di spazio il 12, va via Dalcin e poi il miracolo di Dalcin su Giannattasio, tocco di Calderolli lontano dalla porta di Micoli, ci ha provato Cinna Calderolli e Echevarria, il destro, paratissima di Micoli che vola, esperto del Capurso, palla fuori, ancora Echevarria e poi il gol di Selusio che corregge in rete il destro di Echevarria. Torna avanti la Feldi Eboli con la nona rete in campionato per Giancarlo Selusio e la Feldi si porta sul 2-1. Che partenza qui al Palasele, 7 minuti e 32 secondi, già 3 gol. Rivediamo il destro di Echevarria e la deviazione sotto porta di Selusio. Felipigno corre, Selusio, Micoli, ancora Selusio, palla per Lemos, Micoli e poi sbaglia tutto Echevarria, palla fuori per Leggero, Dalcin con i piedi, palla che si impenna, ancora Dalcin, non c'è fallo, rischia un po' il portiere della Feldi ma fa già ripartire Felipigno. Siamo dalla parte opposta, Felipigno, mancino preciso di Felipigno, 3-1 per la Feldi Eboli con il gol numero 13 in stagione per Felipigno. E a 11:35 dal termine arriva il gol di Felipigno. Rivediamo, palla all'angolo, non si chiude il triangolo con Selusio, riparte Giannattasio, si sovrappone Garofalo, servito, occhio a Garofalo, la tiene, si accentra Ghi, ancora il numero 10 che poi apre il destro, Micoli, Mateus, avanza la Feldi, la palla è per Ghi che la mette giù, Ghi, si salva il Capurso, occasione per Ghi, lancio lungo di Micoli, attenzione all'occasione per Primavera, Leggero, ancora il numero 3 che cerca Primavera, anzi Dammacco, palo esterno, recupera palla Selusio col tacco da Lemos, largo da Caponigro, esterno della rete, riparte Caponigro che ha un po' di spazio, va via il numero 7 che riesce ad incrociare il destro, palla alta, lungo Micoli, anticipa tutti e si mette in proprio, calcia col destro, alto, attenzione all'occasione per Primavera, Lamas che cerca spazi, largo da Grandinetti, doppio passo, ancora Grandinetti, va via l'88 che apre il sinistro, Dalcin, già battuta, ancora Dalcin, Grandinetti, Perri, non calcia e prende la traversa, numero 8, ancora Selusio, se la porta sul sinistro, Selusio, palla al centro, Micoli sul primo palo su Lemos, gran parata ancora di Micoli che tiene a galla il Capurso.
Suona la sirena, si va al riposo con la Feldi Eboli avanti 3-1 sul Global Work Capurso. Fischia Zannola, power play subito per il Capurso. Calderolli con l'esterno destro, palla per Selusio, allarga per Mateus, 1-2, Selusio fa doppietta, il 77, 4-1 per la Feldi e Selusio va in doppia cifra, gol numero 10 per il giocatore numero 77 della Feldi, che firma quindi il triplo vantaggio per gli uomini di Antonelli. Micoli legge tutto e riparte, avanza il numero 31 che poi allarga il gioco per Grandinetti che incrocia il destro, palla sul fondo, chance Perri, alla meglio il numero 11 che cerca un filtrante, palla che passa, occhio a Giannattasio e il gol di Pires che non sbaglia, porta vuota e fa 4-2 Gonza Pires e sale quindi a 25 in campionato, accorcia il Capurso con il gol del capocannoniere della Serie A sull'assist di Giannattasio. Micoli, occhio che la porta è vuota, avanza Echevarria che poi a porta vuota non riesce a segnare, chance Mateus, sinistro forse deviato, sì. Felipigno va via, 1-2, calcia Felipigno. Grandinetti, a spazio Lamas, l'assist per Pires, si salva la Feldi, non so se l'ha toccata Selusio dal Cin. Perri col destro, Juan Perri, 4-3, accorcia il Capurso con la rete numero 6 per l'argentino, si porta sul -1 la squadra di Chiaffarato. Il gol di Perri, rivediamo, col destro che buca dal Cin, un po' di spazio, ci riprova, palla che resta lì, si salva Selusio, ancora Perri, alto. Penultima giornata con questi risultati, ancora il destro, la parata di Dalcin, palla che resta lì, le proteste del Capurso per un presunto tocco con la mano. Lamas, Perri, Lamas, largo, il destro, la parata di Grandinetti di Dalcin su Grandinetti, altra, Lavrendi, Calderolli, passaggio intercettato, riparte Lamas, Calderolli capisce tutto e calcia sul fondo, rischia un po', occhio a Pedrigno che si incunea, e il gol di Pedrigno, arriva il 4-4 del Capurso con il gol di Pedro Guedes, gol numero 3 con la maglia del Capurso. E arriva il pareggio della squadra di Chiaffarato, l'inserimento di Pedrigno che è riuscito a bucare Dalcin, 4-4, da 4-1 a 4-4. Caponigro, giocata del numero 7 che poi calcia sul fondo, la palla di Echevarria e quindi Dalcin pensa al tiro, Micoli si allunga, gran parata, time out Echevarria. Calderolli, Micoli, la palla resta lì, occasione Feldi, alla fine Micoli la tiene, avanza Dalcin, ci prova col destro, palla fuori, ancora Dalcin, sbaglia Pires, occhio al Capurso, la parata di Dalcin e poi Pires sulla ribattuta, che occasione, palla fuori, Perri, salvataggio di Mateus sulla linea, che occasione ancora per il Capurso. Calcia Perri, suona la sirena, è 4-4 tra Feldi Eboli e Global Work Capurso.